Allora, abbiamo avuto un cambio di postazioni, quindi presento a questo punto i nostri interlocutori nuovi. Cosimo Lucaselli, responsabile istituzioni Federcontribuenti, ben arrivato. Grazie. Ben ritornato, perché abbiamo avuto puntate addietro, comunque ormai lo conosciamo, Stefano Ticozzelli, Dipartimento Enasarco. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Io direi ritorniamo a bomba con lei generale, perché l'altra questione è quella scottante del fisco. Certo, purtroppo il fisco non è come Mastro Titta, non guarda mai negli occhi quello a cui taglia la testa, ma taglia la testa. Questo è così, purtroppo non è inutile che ci giriamo intorno. E d'altronde non potrebbe fare diversamente, obiettivamente, diamo un colpo al cerchio e una alla botte, perché se cominciassi a dire sì però, cominciamo ad avere tutti una legge 104 per cui non dovremmo pagare questo, non dovremmo pagare quell'altro, eccetera. Quindi... Purtroppo quello che manca sono controlli seri. E buon senso. E buon senso. È che in Italia deve controllare sempre tutto. Ma ve lo siete scordato, quando, lo dico sempre in favore della Camera, quando eravamo giovani, che qualcuno ci insegnava che prima di noi qualcuno aveva detto: adesso abbiamo fatto l'Italia, sarà dura però dobbiamo anche fare gli italiani. Ancora non ci siamo riusciti, perché purtroppo è così, perché abbiamo parlato poco fa dei concorsi per esempio della scuola, e abbiamo detto che sì, però abbiamo dovuto scrivere che quelli che vincono il concorso devono rimanere per 4 anni, perché altrimenti vincono il concorso a Vittorio Veneto, faccio per dire, e dopo 20 giorni con una 104 qualunque, se ne vanno. Perché, voglio dire, non è che ci giriamo intorno, le 104 ce ne sono su 100, una cinquantina che meriterebbero maggiori controlli, Come gli invalidi. E gli invalidi. Abbiamo notizie anche in questi giorni. Abbiamo visto invalidi andare a cavallo, ciechi giocare a golf. Ragazzi, abbiamo visto con reddito di cittadinanza abbiamo cose visto che con reddito di cittadinanza. Lo champagne. Allora, questo il fisco deve essere rispettato, ma il fisco come Stato deve rispettare. Non è accettabile che ci si uccida perché non si riesce a pagare le tasse, e soprattutto non è accettabile che ci si uccida perché non si riesca a pagare le tasse, perché lo Stato mi deve dei soldi che ancora non mi ha dato. Allora è proprio una cosa vergognosa. Altro statuto che c'è e dovrebbe essere applicato è lo statuto del contribuente, che c'è, nessuno lo conosce, certo, e non è mai stato applicato. Perché non conviene, perché te lo immagini se per caso si applicasse quanti soldi in meno ci sarebbero per spartirsi la torta? Lo so, ma è la democrazia che è un gelato alla panna? La democrazia sai che ha 2400 anni? 2400 anni. Siamo arrivati comunque all'esaurimento comunque dello spazio democratico. No, non è più di moda, evidentemente, voleva dire. Voglio dire, se a un certo punto... perché la democrazia ha i suoi io costi. Finisco, democraticamente, certo allora, democraticamente, lo sai che uno spinello che coltivo oggi sul mio davanzale di casa, e lo posso fare perché è legale, per legge, uno spinello è 30 volte più forte, il principio attivo è 30 volte più forte di quelli di Woodstock, cioè è come se quelli di Woodstock che sballavano con un solo spinello oggi se ne facessero 30 tutti insieme, e cominciano a 10 anni, a 11 anni a farsi di cannoni. Di che cosa stiamo parlando? Beh, scusate, hanno arrestato proprio ieri i vigili in Borghese, nella zona nel Veronese,
un sessantenne che spacciava davanti le scuole elementari. Certamente, certamente, ma di che parliamo? E quindi come possiamo pretendere... Io non voglio arrivare a dire preso in flagrante un colpo in testa, Ma no, questo... Cioè, perché verrebbe comunque di panza a dire questo è un altro discorso. Ma però comunque rinchiuderlo finché vive. Allora, io voglio anche affrontare il tema, perché di questo potremmo discutere, esatto, sul fisco. Dottor Tagliarini. Buonasera. Sì, io affronterò il tema legato al fisco e alla forte pressione fiscale che abbiamo in Italia e soprattutto anche dei problemi che ci sono tra l'Agenzia delle Entrate, riscossione e il contribuente. Comunque la si voglia chiamare, cambiamo nome, tanto è cambiato soltanto il nome, insomma, da Equitalia, però il contenuto e la forza che hanno è sempre quella. Cosa succede? Che praticamente anche in tema di disoccupazione, perché è aumentata anche la disoccupazione? Perché tantissime attività nel commercio, specialmente le piccole imprese, piccole e medie imprese, scusate, sono chiuse a causa anche di una fortissima pressione fiscale. Mettono in condizione ovviamente le imprese di non poter continuare nella loro attività lavorativa. Spesso anche l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dirò una parola forte, me ne assumo ovviamente la mia responsabilità come ho sempre fatto, usa anche come posso dire, usa un sistema aggressivo e mafioso anche nei confronti del contribuente, perché spesso notifica dalle cartelle esattoriali anche quando ormai il credito non è più intervenuto. E cosa succede? Che anche per poter andare a dire allo Stato che tu contribuente hai ragione, devi sempre dare dei soldi allo Stato. E si vanno praticamente a iniziare delle cause, ovviamente vincendole, però nel frattempo l'attività comunque ha chiuso. E non solo ha chiuso, ha anche aumentato il debito e la difficoltà aumenta anche sempre per quello, perché in attesa che si va davanti a un giudizio il credito nei confronti dello Stato aumenta e ovviamente poi il contribuente non ce la fa più. Tante volte succede anche, mi riferisco anche a un discorso legato a vittime dello Stato, perché uso questo termine? Perché spesso anche quando un contribuente si vede notificare una cartella esattoriale, spesso ha tre tipi di reazione. C'è chi l'accantona e poi ovviamente col tempo le viene portato via tutto, c'è chi fortunatamente si è rivolto a noi come Associazione Federcontribuenti e spesso insomma abbiamo dimostrato la buona fede e abbiamo vinto. Purtroppo ci sono anche dei casi in cui il contribuente dalla vergogna, dalla paura di affrontare la situazione commette un gesto estremo che poi ovviamente anche di questo caso i giornali non ne parlano e aumentano anche vittime insomma, dello Stato, ecco, tutto lì. Allora, la questione, se mi posso permettere, io cerco sempre di come dire, intrufolarmi negli argomenti degli altri, ma non voglio rubare, voglio dire, la scena, suo ruolo, è il suo ruolo. Ma allora, quando Tagliarini ci parla di questa situazione dell'ex Equitalia, diciamo, dell'imposizione fiscale e della cartella esattoriale, è evidente che ciascuno di noi, quando si vede recapitare a casa una busta verde, inizia a tremare, perché dice cosa c'è dentro? Una multa da 30 euro, una richiesta di 3.000, di 50.000, abbiamo visto negli anni passati che arrivavano cartelle esattoriali da 3 milioni di euro, 5 milioni di euro da pagare in 5 giorni. Allora, al di là del fatto se sono o non sono dovuti, bisognerà vedere. Sì, certo, perché io vado con 5 milioni di euro in posta e pago sto bollettino postale, secondo loro. Se ci fosse stato, con tutto il rispetto, se ci fosse stato un ministro degno di tale nome, se ci fosse stato un presidente del Consiglio degno di tale nome, avrebbe preso per le orecchie quel direttore generale, quell'ispettore generale, quel capo ufficio, quello che aveva firmato una cosa del genere e l'avrebbe messo nella pattumiera. Invece gli ultimi così non è stato e quindi ecco perché. Ma voglio dire, scusate, il pesce puzza sempre nella testa. Chiedo scusa e ovviamente ne parlo con documenti alla mano, insomma, che sono ovviamente visibili agli atti nel mio studio, ma l'ultimo mio cliente ha ricevuto una cartella esattoriale di 82.000 euro da pagare in 5 giorni, con crediti riferiti anche all'anno 2006, 2006, quindi addirittura insomma, abbiamo una recentissima sentenza, che è la sentenza 23.397, dove dice chiaramente a chiare lettere che i crediti si prescrivono in 5 anni, se non ci sono degli atti interruttivi. Ho chiesto di fare un'ispezione sulla regolarità della notifica, risulta essere stata notificata in data 26/12/2014 e quindi il giorno di Santo Stefano. Cioè io voglio vedere il giorno di Santo Stefano, quale ufficiale giudiziario abbia potuto notificare insomma questa quindi cartella. Che cos'è questo? Quindi sono degli errori che ovviamente insomma, però
anche in questo caso, ripeto, degli errori sono dei falsi, questi non sono degli errori. Esatto. È capitato anche a me in commissione tributaria di chiedere quindi voglio vedere la notifica. No, effettivamente, perché come io in ambito civile devo dar prova di aver notiziato la mia controparte che è stata chiamata in giudizio, per quale motivo invece l'Agenzia delle Entrate non ha questo obbligo? Allora, è evidente che se non ci sono tutti quei passaggi, anche chiamiamoli burocratici, anche se non è il termine corretto, i passaggi procedurali corretti, devono valere non solo per il cittadino, per le imprese, ma anche per lo Stato e per gli enti di riscossione e quant'altro. Questo è normale, questo significa che ci deve essere una parità, dobbiamo giocare ad armi pari, ecco, perché siccome questa purtroppo è una battaglia, allora dobbiamo avere le regole chiare e certe, saperle in anticipo, una rete in mezzo e giochiamo da una parte e dall'altra. E anche la giusta informazione. Chiaro, assolutamente. Continuo a sentire su altre TV giornalisti che danno degli evasori fiscali alle persone che sono a recupero con l'agenzia per riscossione. La smettiamo? Gli evasori fiscali sono quelli che non dichiarano nulla e che vengono scoperti con le indagini degli inquirenti della Guardia di Finanza. Chiaro? Certo. Quelli che non dichiarano. Gli altri sono debitori perché hanno dichiarato ma non avevano la scorta per poter pagare, però hanno dichiarato i propri redditi e si stanno accordando con lo Stato per come restituirli se ce la faranno. E un altro motivo per cui non dovrebbero esserci sanzioni, non dovrebbe esserci la mora e nemmeno neanche l'aggio per il recupero di queste cose. Mentre quando becchi l'evasore comprovato gli devi togliere tutto, anche le mutande, scusate. Chiaro. Ma perché se il grosso evasore si mette d'accordo e invece di dare 100 milioni che doveva pagare, vabbè, ci siamo accordati, gli ha dato 8 milioni di euro invece che 100. Perché aveva molto denaro per poter decidere lui cosa fare. Capito? Mentre se non ne hai ti pestano come... Volevo un attimino ritornare anche sulla distorsione sul caso previdenza, no? Se noi guardiamo gli agenti di commercio a livello di prelievo previdenziale è la categoria che pagano più previdenza di qualsiasi altro lavoratore a livello mondiale. Basti pensare che c'è un prelievo del 17% a partire da quest'anno. Era 16,50. Era 16,50. Passato a 17. Passato a 17 sul fatturato. Caspita. Con un limite di 30. Mentre gli altri enti prelevano sul reddito. Sul fatturato vuol dire, se noi calcoliamo questo 17%, io ho fatto un calcolo approssimativamente, arriviamo al 25% sul reddito. Sì, ma io 25% sul reddito, no? Più altre 24,40 ne paga all'INPS, paga intorno a un 48% di contribuzioni previdenziali. Quindi se noi guardiamo il lavoratore dipendente pagando il 37-38% riceve cassa integrazione, malattia, assegni familiari, ferie, riceve tutto. Un agente di commercio riceve 1.000 euro se subisce un intervento. Quindi è una cosa veramente scandalosa. E le partite IVA nemmeno quello. E le partite IVA nemmeno quello. Prego, anche lei aggiunge qualche cosa. Il discorso che stavamo facendo è appunto sulla, oltre che per la gente, anche per la mandante, cioè l'impresa. È un costo che ormai sta pesando pesantemente sulle casse e sulla previsione del budget, perché quando io inizio ad avere 10, 20 agenti, 30 agenti, certo che fa la differenza con una contribuzione, o agenti anche poverini mascherati, perché ci sono agenti che vengono presi così. E quindi il costo del prodotto aumenta, esatto. Il cittadino è sempre lo stesso che paga. Perché non ci sono intermediari, costa meno, ma quell'azienda lì che ha venduto in Italia, quindi paga le tasse in Delaware. Paga le tasse non si sa quali, quante, eccetera, paga l'1, il 0,5, il 5, ma se tu hai prestato un servizio, hai venduto qualcosa ad un residente in Italia, come il negoziante che ti ha venduto
quel litro di latte in Italia, allo stesso modo devi pagare le tasse in Italia, no, che non poi altrove. attenzione, non è che poi sul web costi così tanto meno, No, appunto, attenzione, appunto. non è che... Allora No, poi costa meno nel web. Ma Sì. perché non paga le tasse in Italia? Ma però se di quello Ma che comperiamo da un poco commerciante su un'azienda italiana In qualche cosa proporzione. ti ritorna, poco magari con le tasse che lui pagherà poi, da là non ti arriva nulla. Infatti, però non si interviene normativamente a riguardo. Il paradosso è che quello che vende un negoziante a 10 e prende 1, 2 perché ormai possono ricaricare poco o nulla, su quello che compri in web vendendolo a 8, cioè meno di quello che Certo, prende il negoziante, in web prendono il 50%, cioè su 8 vendendo a 8 quello che costerebbe 10 in negozio prendono 4. Ecco. Cioè, Da questo punto di vista... concorrenza sleale pura. È ovvio. Non si riesce a fare nulla, perché ogni volta se ne parla, però poi... Se torniamo sempre al discorso legato al discorso che facevo sull'Agenzia delle Entrate, qualcosa da fare ci sarebbe, però insomma dovrebbe cambiare effettivamente tutto il sistema. Cioè, è brutto dire la parola condono, è brutto dire mettiamo, insomma, torniamo da capo, però chiaramente adesso chi ha una difficoltà di un'attività aperta 10 anni fa e il tempo passa, ovviamente la situazione peggiora e andremo sempre peggio. E poi tra l'altro, allora, nel momento in cui mi è venuto in mente anche questo esempio tipico, no? Allora, prendiamo il piccolo professionista che ha magari 2 o 3 dipendenti, una segretaria, un paio di collaboratori, e si trova effettivamente in difficoltà economiche. Allora, se deve scegliere se pagare gli anticipi dell'IVA, delle tasse sull'anno successivo, su un eventuale incasso che deve fare, o lasciare a casa i dipendenti, certo che dice cerchiamo di preservare quello che è il nostro gruppo di lavoro, anche perché dico... Ma è un errore, ma non è un errore fino a un certo punto di vista, perché dobbiamo pensare anche al fatto che, allora, se io licenzio i miei dipendenti, i miei collaboratori, oltre a non poter più lavorare io, cosa succede? Che ci sono altre 3 famiglie che non sono più in grado di pagare. Non ho detto, tra virgolette, per lo Stato è un errore. L'affitto, loro non riescono più a pagare il bollo della macchina, non riescono più a pagare le rate della macchina, quindi questa è proprio una catena che... una catena sostanzialmente di affetti, diciamo così, che va a rovinare l'intero sistema, perché se tu vai a rovinare il mercato di chi dà lavoro, anche se pur 2, 3, 4 persone, 10, è autolesionismo, poi alla fine questo è autolesionismo dello Stato. Ecco perché io ho sempre sostenuto il fatto c'è la tutela. 3 milioni e 300.000 partite IVA chiuse in 3 anni. Bisogna avere un rapporto con il fisco un pochino più... Ecco perché ho sempre sostenuto il fatto che sono sempre stato contrario al reddito di cittadinanza. Cioè, secondo me i soldi dovrebbero darle alle imprese che creano posti di lavoro, non dalle persone che abbiano voglia di stare seduti su un divano e lavorare in nero, perché soltanto così potremo andare avanti con il lavoro, creando nuovi posti di lavoro. Ma devi mettere in condizione l'impresa non di tartassarla con delle tasse, ma quantomeno di favorire per poter creare nuovi posti di lavoro. Ecco, ho detto questo. In chiusura proprio, Presidente. Sì, quello che noi abbiamo scritto qualche giorno fa, invece, le famose SRLS, le semplificate, aperte con €1 di capitale sociale, che moltissime sono esplose, nel senso, cosa hanno fatto? Hanno tenuto aperto 2 anni, non hanno pagato contributi, né versato IVA né nulla, e sono state messe in liquidazione. Ad arte. Cioè, esatto, questa è stata un'idea del professor Monti, a volte di certe idee ne faremo anche a meno. Detto questo, mettiamo una parentesi, vi sarebbe tanto da dire. Grazie a tutti quanti voi. Deve aggiungere la battuta perché sono in chiusura. No, lo faremo in altre circostanze la prossima volta. Allora, grazie al generale Sivoli, grazie all'avvocato Marco Zanetti, grazie a tutti, insomma, di essere stati qui con noi, naturalmente il presidente Marco Paccagnella, il nostro pubblico che ha resistito fino alla fine e non ha fatto nessun intervento, sono stati buonissimi, perché so che ne avrebbero anche tanti da fare, ma il tempo letteralmente vola. Grazie a voi di averci seguito, però restate con noi, dopo la pubblicità c'è la parte dedicata alla finanza. A dopo. Grazie.